Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Corinaldo in provincia di Ancona, 203 metri sul livello del mare, 5.200 abitanti. Il paese è famoso nel mondo per aver dato i natali a Santa Maria Goretti e come sempre il nostro itinerario inizia con il primo cittadino. Corinaldo ha 5.200 abitanti, a 20 km dal mare, a 20 km dal monte, su una collina a 200 metri di altezza. L'origine di Corinaldo ha 2 o 3 correnti di pensiero. A noi piace la locazione Corinalto, cioè come salvezza verso le orde barbariche che attraversavano le pianure, oppure anche Cuori in Alto, quindi comune di persone orgogliose. E quindi ecco, la più realistica probabilmente è Casa di Rinaldo, con un'origine longobarda. Nasce nell'anno 1000, ha una formazione di mura la meglio conservata delle Marche, 912 metri di mura per la maggior parte percorribili, conservate perfettamente. Dal 1517 le mura sono state inviolate, a oggi ancora abbiamo 3 porte che se la sera le chiudiamo il paese e i 400 abitanti all'interno delle mura sono protetti da qualsiasi situazione, quindi voglio dire c'è ancora questa valenza un po' del, diciamo più che del borgo, proprio di un castello sostanzialmente, quasi un castello allargato che però raccoglie insomma 400 abitanti che risiedono quotidianamente. E su questo stiamo impuntando la nostra vocazione turistica e l'appartenenza al Club dei Borghi più belli d'Italia ormai da 8 anni riconosce questo elemento di conservazione del borgo medievale, di un'accoglienza turistica con le sue sfaccettature, la pulizia del paese. Quindi ecco, stiamo lavorando ormai questa amministrazione da 9 anni quasi verso un taglio prettamente turistico. Un palazzo comunale settecentesco, molto imponente, molto prestigioso, che voglio dire si presta bene anche ad ospitare anche una rete di convegnistica, di iniziative. Il simbolo del gonfalone rappresenta i 6 colli, diciamo, papali, lo stemma papale con le chiavi che sono state donate nel 1500 dopo l'assedio superato nel 1517 da Leone X e che ci consente di avere il titolo di città. E sono tanti i campanili presenti a Corinaldo, spesso suonano le campane, ma adesso andiamo ad incontrare il parroco nella chiesa parrocchiale dedicata a San Francesco. Ci troviamo nella chiesa parrocchiale di Corinaldo e intitolata a San Francesco, perché anticamente vi era al centro del castello una chiesa dedicata a San Pietro, che era la chiesa parrocchiale. Nel 1800 la chiesa parrocchiale venne portata fuori le mura, dentro questa costruzione di questa bellissima chiesa
che anticamente era un convento di frati francescani conventuali. E la chiesa, che porta la prima data 1251, scritto nella campana, è stata poi demolita e ricostruita. Qual è la caratteristica di questa chiesa parrocchiale dedicata a San Francesco? È la sua antichità, prima di tutto, e poi, con l'evolversi del tempo, sono stati dei miglioramenti 1500, poi gli ultimi, diciamo, nel XIX secolo. È una chiesa ampia, luminosa, e nei secoli è stata abbellita anche da ottime immagini e, diciamo, di pittori abbastanza famosi come Claudio Ridolfi. In questa chiesa parrocchiale fu battezzata Santa Maria Goretti. E abbiamo proprio all'ingresso della chiesa un monumento, il primo monumento a lei dedicato nel 1910. La nostra chiesa è proprio il cuore, il centro della nostra comunità parrocchiale. E l'altra caratteristica di questa nostra cittadina è che al centro vi è la chiesa parrocchiale insieme a tante altre chiese e poi un ampio territorio con piccole chiese nelle frazioni, circa 10. Il patrono di Corinaldo, di cui poi qui dentro ne abbiamo un'immagine, è Sant'Anna. Si celebra sempre il 26 di luglio con una grande festa. Poi fu eletta compatrona Santa Maria Goretti. Corinaldo è un paese che ha una forte vocazione culturale e turistica, quindi adesso ci spostiamo, raggiungiamo il Palazzo Comunale per incontrare l'assessore alla cultura e turismo. Qui ci troviamo nel cuore del paese, nella sala grande del Consiglio Comunale della città di Corinaldo, con alle mie spalle una delle opere più famose storiche del Ridolfi, il Cristo alla colonna. E alla mia destra e alla mia sinistra una serie di quadri storici che rappresentano praticamente le famiglie nobili corinaldesi con i principali personaggi. Da un punto di vista culturale c'è una serie di diverse manifestazioni, dalla presentazione di libri a concerti, a una stagione teatrale.
che attira praticamente tanti fruitori, tante persone sia da Corinaldo che da gran parte della provincia. Direi che la manifestazione centrale nella terza settimana di luglio è la rievocazione storica del Pozzo della Polenta, che praticamente ricorda l'assedio del 1517. Da un punto di vista turistico il calendario è particolarmente pieno, c'è una tappa del Summer Jamboree, che è una manifestazione ormai a carattere non solo nazionale ma internazionale, direi mondiale. Vengono a Corinaldo praticamente diversi tipi di turisti. Qui abbiamo il turista che viene per le bellezze storiche, per il borgo murato, il turista che viene per la parte enogastronomica, una forte percentuale di turismo di camperisti e soprattutto è anche tappa fondamentale, essendo la città natale di Santa Maria Goretti, del turismo religioso. Infatti noi proprio l'anno scorso per questo abbiamo commissionato a un regista del luogo, maestro di filmati, cortometraggi, l'amico Adrio Testaguzza, un DVD filmato sulla vita di Santa Maria Goretti, ma soprattutto per far vedere, a parte l'importanza della santa, che rimane fondamentale di questo messaggio, che è ancora particolarmente vivo e moderno da generazioni, per far vedere anche quello che era lo spaccato proprio culturale e storico di quella che era la vita in quel periodo nella nostra cittadina, dalla mezzadria a quello che era proprio la cultura agricola e di come si viveva in quel periodo a Corinaldo. A Corinaldo, in provincia di Ancona, è nata Santa Maria Goretti, quindi andiamo ad incontrare il rettore del santuario dedicato alla santa. Ci troviamo nell'ex chiesa di Sant'Agostino. Dall'87 diventa santuario diocesano di Santa Maria Goretti, la fanciulla martire nata a Corinaldo. In questa chiesa vengono tanti pellegrinaggi. Anche ieri ho incontrato il vescovo di Iesi con 90 ministranti. Qui conserviamo sotto l'altare maggiore la statua della martire con il braccio teso, perché sta gridando a quel giovane che la vuole violentare: no, Dio non vuole, tu vai all'inferno. E Mamma Assunta, che pure è sepolta in questa chiesa in fondo a destra, ha scelto per Corinaldo l'osso più sacro della sua Marietta, così la chiamavano, l'osso del braccio destro, colpito per primo da Alessandro Serenelli. Il primo colpo lo riceve quel braccio, primizia del martirio. La sepoltura di Mamma Assunta, a destra in fondo, del papà di Marietta, Luigi Goretti, che muore di malaria nel Novecento, a 42 anni. Non troviamo più la tomba, perché su Acconca è caduta una bomba polverizzando il suo corpo, mentre sulla sinistra, dopo 2 anni di lavoro, sono riuscito, con nome del vescovo, a portare anche l'assassino, il convertito da Marietta sul letto di morte, Alessandro Serenelli. Qualcuno si scandalizza, l'assassino insieme alla santa, ma il convertito
perché ha avuto davanti a sé 70 anni di vita, di testimonianza, di preghiera, di penitenza, perché è uscito dal carcere e rimane 40 anni circa con i Cappuccini di Ascoli, poi a Macerata, dove muore a 90 anni invocando Marietta. Marietta, vieni a prendermi. Quindi abbiamo un crocifisso del 600, abbiamo del Maratta in fondo, Sant'Agostino e San Nicola da Bari, che era il primo patrono degli Agostinari di questa chiesa. Abbiamo questo bellissimo quadro fatto fare da padre Bartolomeo Orlandi, professore di Sacra Scrittura agostiniano. E San Nicola da Tolentino, che è il patrono particolare delle anime del Purgatorio, di cui erano devoti gli agostiniani. Poi abbiamo, come dite, giù l'altare, che è una riproduzione della tela del Baroccio, l'Annunziata, della scuola del Ridolfi, pittore corinaldese. L'organo maestoso, stupendo, il migliore delle Marche, perché il Callido aveva una suora monaca qui a Sant'Anna e la figliola stava lì, venendo con i barconi, portava tanti. Qui a Corinaldo c'erano 3 organi Callido. Su 120 organi che nella regione il Callido ha costruito, questo lo considero il migliore, come suono, come tutto. A Corinaldo, in provincia di Ancona, è molto forte l'associazionismo. Andiamo ad incontrare il presidente dell'associazione Proloco. La Proloco di Corinaldo è una delle più antiche della regione Marche. Attualmente possiamo contare su un centinaio di soci, dai più giovani ai più adulti, perché la forza del volontariato è proprio questa, unire la grinta dei giovani con l'esperienza dei grandi. È una Proloco che è attiva durante tutto l'arco dell'anno, inverno, estate, primavera, non abbiamo alte e basse stagioni. Partecipiamo a tanti eventi organizzati da noi in prima persona e anche ad altri eventi organizzati da altre associazioni. Corinaldo conta ben 22 associazioni di volontariato. Per un paese di 5.000 persone significa che la cittadinanza è molto attiva. Noi siamo conosciuti a livello nazionale per una manifestazione che è la festa di Halloween, la festa delle streghe, e siamo capitale italiana di Halloween. Poi durante il periodo estivo, quando vengono a trovarci i turisti, aiutiamo a realizzare la contesa del Pozzo della Polenta insieme all'associazione stessa del Pozzo della Polenta. Vi accogliamo e vi aspettiamo nel modo più caloroso possibile. Non perdete questa occasione per visitare 1 chilometro di cinta muraria meglio conservata d'Italia. C'è una leggenda che racconta che da questo pozzo è scaturito il piatto tipico di Corinaldo. Ci troviamo in una struttura del 1700, un ex monastero, e per l'occasione vogliamo presentarvi alcune tipicità del territorio.
Possiamo partire dai salumi, i nostri salumi. Abbiamo preso delle salsiccette fatte insaporire nelle nostre grotte, ciauscolo, tipico del nostro territorio, salame di frattula, abbiamo una pancetta aromatizzata, un guanciale. Alcuni pecorini, un tenerello aromatizzato alla rucola, prettamente estivo, e poi un altro pecorino aromatizzato alla lacrima di moro d'alba, tipico di un vino del nostro territorio. Tipica di questo posto anche dei nodini di bufala. Questi formaggi possiamo accompagnarli con delle confetture di vari agrumi e mostarde che sono di produzione biologica. Passando poi dopo ai primi piatti, oggi vogliamo presentarvi una polenta fatta riprendendo le nostre tradizioni contadine e quindi con una farina macinata a pietra, quindi il colore è più scuro, una cottura di circa 40-45 minuti, e l'abbiamo voluta accompagnare con un sugo di papera, proprio delle nostre tradizioni. Abbiamo anche il pane, sempre con farina macinata a pietra, cotto nel forno a legna. E questo pane si mantiene per più giorni, è ottimo sia per delle bruschette accompagnate con pomodorini, funghi o con degli oli di raggia del nostro territorio, ricco proprio di queste tipicità di oli. Per poi passare ai nostri vini bianchi e vini rossi. E poi, per concludere, possiamo andare sui dolci. Abbiamo selezionate alcune cioccolate e le pecorelle tipiche di questo borgo medievale di Corinaldo, per poi passare sempre dei dolcetti di polentine e dei cantuccini. Ogni anno, se volete venire a mangiare la polenta a Corinaldo, voi dovete avvicinare a sto pozzo, perché ce lo mette che arriva su col sacco della farina, butta dentro e c'è la polenta per tutti. Questo è uno dei motivi per cui voi altri dovete venire a Corinaldo, che è bella un bel po'. Innanzitutto per la posizione, perché è sulla collina che è come i fianchi di una donna. Da dietro c'è la montagna e davanti c'è il mare. Meglio così. E poi quando è entrata dentro anche in castello nel 1500. E se pensate che tutti i madoncini che c'erano sono stati messi su uno per una mano, è entrato veramente in una favola. A Corinaldo si sta bene, a Corinaldo si mangia bene, perché c'è gli ulivi, perché c'hanno le vigne, perché c'è anche chi ha il maialetto sotto a casa ancora, quando è ora diventa una salsiccia o un salame. A Corinaldo si sta bene perché si respira l'aria di una volta, si respira la storia, si respira anche la religione, perché chi c'è nata a Santa Maria Goretti, porettina, che vabbè, il corpo ce l'aveva Nettuno, ma la casa dove è nata è chi? Corinaldo è bello perché anche la gente è bella, perché è pieno di poeti, è pieno di musicisti, è pieno di registi, è pieno di scrittori. E poi a Corinaldo la gente è semplice, perché quando arrivi, lì per lì ti guarda un po' così, e poi dopo invece diventi uno di casa. E come diceva lo scrittore Mario Carafoli, a Corinaldo si respira ancora l'antico colore del tempo. Qui vi aspettano in tanti, come vi aspettano in tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non soltanto con gli occhi ma anche con il cuore. Visitate il nostro sito internet per rivedere tutte le puntate, e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Ciao!